Luca Zaia ha preso carta e penna e ha scritto al presidente del Consiglio Gentiloni per chiedere di avviare subito la trattativa per l'autonomia del Veneto. Partiamo con i negoziati, scrive Zaia, mettendo in copia anche il sottosegretario agli affari regionali Bressa. Un segnale chiaro: tra qualche ora Zaia sarà nella capitale. Porteremo il risultato del nostro referendum. Tecnicamente si dice incardinare il provvedimento. Noi abbiamo avuto il mandato dal Consiglio regionale di andare lì con una legge che ha 54 articoli e legge con la quale chiediamo le 23 competenze e i 9 decimi delle tasse per i veneti. Il presidente dice di non sentirsi solo. Ovviamente non ci va Luca Zaia, fisicamente sì, ma idealmente ci vado con 2 milioni e quasi 400 mila veneti che sono i veneti del referendum, a dimostrazione che il referendum poi ci darà forza anche nelle trattative. Trattativa che Zaia vorrebbe chiudere già con questo esecutivo, senza dover per forza di cose aspettare le prossime elezioni e un nuovo governo. Il presidente Gentiloni ha detto intanto che l'autonomia non è un'eresia e questo per noi non può essere che musica per le nostre orecchie, e poi ha detto che non è un atto di egoismo ma è un atto di efficienza, e penso che con queste parole dovremmo aprire il tavolo giovedì nella trattativa e sperare che si arrivi subito al risultato, perché noi veneti siamo stanchi.